Mi unisco anch'io in parte ai rallegramenti o comunque alla soddisfazione per il metodo e per i progressi che durante questa legislatura si sono fatti nell'affrontare temi di ordine europeo e nell'applicare quella parte della fase ascendente che è appunto una parte del processo di avanzamento delle regole a livello europeo. Devo dire che ogni anno abbiamo migliorato qualcosa, quest'anno siamo arrivati bene fino alle audizioni, poi siamo caduti nella conclusione dove ci siamo trovati in quinta commissione ad affrontare la discussione finale, affrontare un documento senza avere una bozza, con pochissimi giorni per poter appunto riflettere ed eventualmente proporre degli emendamenti, e anche in quinta commissione la discussione è stata un pochino appunto frenata perché insomma si è arrivati di corsa a dover trarre le conclusioni. Ma visto il progresso e visto che appunto ogni anno qualcosa si migliora, può darsi che il prossimo anno non ci sarà, quelli che arriveranno riusciranno a fare un processo completo e con tutta la tempistica dovuta. In ogni caso, affrontare questo compito con le competenze che sono riservate a noi come organo legislativo regionale è, diciamo, allo stesso tempo frustrante ma anche avvincente. Avvincente per noi che amiamo le politiche che arrivano dal basso, che amiamo poter discutere e presentare gli argomenti che più si avvicinano al territorio. È frustrante però perché naturalmente ci dobbiamo approcciare alla questione in questi termini, per cui non è precisamente il nostro compito mettere in discussione o comunque poter in qualche modo dire la nostra sui temi che invece sovrastano un po' poi le singole priorità. E allora però io credo che adesso, vista la situazione a livello generale in molti paesi, sia arrivato il tempo di iniziare a guardare oggettivamente le cose come stanno. Sarebbe il caso di lasciar perdere antichi sogni che naturalmente portano avanti e spingono a voler migliorare le cose, che però in questi anni abbiamo visto si sono in qualche modo concretizzati in modo non coerente con le premesse. Lo dicono i parametri economici, lo dicono i numeri. L'Europa che molti di noi sognano o sognavano non è quello che abbiamo di fronte adesso. E lo si capisce anche appunto dalla grandi quantità di persone che non ci credono più, che in qualche modo la contestano. E bisogna avere la capacità di togliersi dagli occhi appunto i sogni e guardare la realtà, perché non si può per un'idea fare di intere popolazioni carne da macello. Il regionalismo, la solidarietà, lo sviluppo sostenibile, la pace sono concetti, sono valori molto importanti, ma prima di tutto ci sono le persone. Ci sono gli esseri umani e favorire meccanismi che li mettano in competizione estrema l'uno con l'altro di sicuro non può portare ad avere come risultato quella Europa dei popoli, quell'Europa di pace, quell'Europa che può essere un importante attore a livello mondiale. Allora, secondo noi è ora di fare il punto della situazione e fare in modo che
Se esistono degli accordi, se esistono dei parametri, questi devono essere modellati, cesellati per far sì che il popolo, le popolazioni, le persone possano progredire, possano migliorare, possano vivere.